Sergio Mazzuca racconta la sua esperienza da malato di Covid-19. Quella dell'imprenditore cosentino è una testimonianza toccante. È ancora provato alle conseguenze del contagio e dalle terapie alle quali è stato sottoposto. Tornato a casa dopo la degenza in ospedale, parla dell'incubo vissuto. Risultò positivo il 2 di novembre e dopo una settimana di terapia domiciliare, giorno 10 sono stato trasferito d'urgenza al 118 all'ospedale al pronto soccorso di Cosenza. Quando arrivi là, la condizione è di essere in una zona di guerra. Visto il mio grado di saturazione, sono stato subito sottoposto a una TAC. La TAC ha dimostrato che la polmonite era oltre il 60% e sono stato trasferito in terapia intensiva. Lì sono entrato il giorno 12 e sono uscito il giorno 25. Oggi sono qui dimesso da venerdì, grazie a Dio, almeno penso che il peggio è passato. Solo chi ha conosciuto il Covid e i suoi effetti più nefasti può spiegare cosa vuol dire e ribadire la pericolosità del virus. Ho sempre mantenuto, io e i miei collaboratori, la mia struttura, un'organizzazione perfetta, ubbidendo a tutti i codici Covid e i protocolli sanitari. Quindi io non riesco a capire come sia potuto accadere la mia contaminazione. Io sono stato colpito non so come, quindi prego tutti di stare attenti, di fare attenzione, perché entrare in terapia intensiva è una cosa allucinante, e lì eravamo in tanti che soffrivano. Ogni tanto qualcuno se ne andava, quindi fate attenzione, prendete tutte le precauzioni, non vi affollate, mantenete le distanze, lavatevi le mani, non vi toccate gli occhi, le solite avvisaglie, ormai sono 7-8 mesi che diciamo le stesse cose. I ragazzi, i giovani, fate attenzione anche quando siete in giro, mantenete sempre le mascherine. Ecco, questo è quello che mi va di dirvi, perché questo virus non conosce età. Antonello Scalzo è un medico della task force dell'ASP di Cosenza. Anche lui è stato contagiato dal virus. Ci racconta la sua terribile esperienza. È stato un fulmine al ciel sereno, anche se un grande lavoro mio personale, ma di tutto il gruppo della Medicina Legale, degli altri che lavorano da mesi in questa attività. E non ho idea di come abbia potuto farla, ma attività, tampone, strutture, eccetera, sicuramente durante questo genere di attività. Il guaio è che questo virus non ti dà evidenza. Nel giro di 3 giorni, senza neanche un colpo di tosse, mi sono ritrovato con oltre il 70% dei polmoni interessati dalla polmonite. Per i primi 8 giorni con cui sono stato con il casco a respirare incessantemente, mi sono trovato, diciamo, vicino alla dipartita, per cui diciamo, è difficile descrivere quali emozioni, ma è stata veramente un'esperienza terribile e che mi auguro che nessun altro possa provare, ma purtroppo insomma, i decessi che vediamo dicono che bisogna fare presto, bisogna fare in tempo, bisogna potenziare i servizi, bisogna che la gente stia attenta. Bisogna che si viva perché è giusto vivere, si compri, si esca, ma con un'attenzione che è un virus che può non darti scampo. Casomai qualcuno abbia ancora intenzione di fare lo stupido, perché di stupidi è pieno il mondo e soprattutto insomma, di persone che continuano a vivere con leggerezza questa fase cruciale della nostra vita, la vita di tutto quanto il mondo. Si tratta di pandemia e quindi l'apertura e la copertina di questo numero di Seven è partita con 2 testimonianze importanti. Intanto un saluto a Sergio Mazzuca e soprattutto anche ad Antonello Scalzo, 2 persone, 2 amici, con versi e per versi diversi, con esperienze diverse, comunque hanno contratto il virus e hanno raccontato la loro drammatica esperienza. Un saluto a voi che avete ancora una volta scelto di stare sul 10 del digitale terrestre in questo che è l'appuntamento settimanale con il riepilogo di quelle che sono state le notizie e i maggiori argomenti che la nostra redazione giornalistica, che salutiamo,
in primis Attilio Sabato e poi il nostro regista Luca Achito. Ma qual è la situazione in questo momento in Italia? Beh, la situazione è il cambio di colore, queste bandierine che diventano arancioni, nel caso della Calabria non si capisce perché l'RT rimane ancora preoccupante, poi si diventa gialli, poi chissà, ma intanto arrivano i nuovi DPCM, c'è anche una certa fermezza da parte del Premier Conte, ma anche del Ministro Speranza, che dicono che queste sono le uniche soluzioni che loro hanno, ma continua però a correre il virus. Probabilmente si sta leggermente abbassando in alcune regioni l'RT, ma dobbiamo ancora veramente tenere alta la guardia. Ma poi, parlando di governo centrale, c'è il ragionamento sul MES. Il ragionamento sul MES che, pensate, non spacca l'opposizione, che continua sotto la guida di Berlusconi, poi Salvini e Meloni, a stare compatta, ma spacca addirittura la maggioranza all'interno del 5 Stelle. E quindi questo è un momento importante, nonostante poi il Premier tende a rassicurare gli italiani, dicendo il governo non cadrà, il governo andrà avanti. Il governo andrà avanti e partorisce questo nuovo DPCM. Ma tornando in Calabria, che succede? Succede che Longo si insedia, fa il piano Covid, aspetta che lo stesso venga approvato dal governo centrale, chiaramente, e poi parla della necessità di legalità. E poi scopriremo dal punto di vista delle azioni cosa vuol dire della necessità di legalità, perché poi bisogna snidarlo il nemico, bisogna capire dove si sono persi nei rivoli tutti quanti i milioni e milioni di euro che hanno danneggiato la sanità nella nostra regione fino a renderla ridicola agli occhi della nazione. Una regione che ancora continua a mantenersi ridicola anche dal punto di vista della processazione dei tamponi. Sì, perché non si sa, siamo sul cartaceo, nell'era del digitale, nell'era in cui stiamo cercando una dimensione, continuiamo a restituire cartoline negative. E poi ci sono anche le rassicurazioni, non so per chi, da parte del facente funzioni, che dice che non si ricandiderà. Ma parleremo di tante cose, tanti argomenti, a partire ovviamente da quello che è il primo servizio, che riguarda proprio il nuovo DPCM. Il decreto Covid è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. In sostanza si tratta di quella che potremmo definire la cornice del nuovo DPCM. Cosa prevede? Il nuovo DPCM durerà 50 giorni, finora il limite era fissato a 30. Nei giorni di Natale e Santo Stefano, il 25 e il 26 dicembre 2020 e Capodanno, 1 gennaio 2021, è vietato ogni spostamento tra comune e regioni, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ossia motivi di salute. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà consentito tornare presso la propria abitazione fuori regione, ma non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altre regioni. Sul fronte della scuola si pensa ad un graduale rientro, si sta lavorando in queste ore. Resta il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino. Il divieto sarà valido anche per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le messe della vigilia dovranno essere anticipate. Dal 20 dicembre è prevista la quarantena per chi rientra dall'estero. I ristoranti resteranno aperti a pranzo nei giorni di festa il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e l'Epifania. La sera invece resteranno chiusi. I negozi dovrebbero restare aperti fino alle 21. Tra i punti fermi del decreto, la chiusura degli impianti da sci. Levata di scudi ovviamente da parte delle regioni ricche ed opulente del nord, ma non soltanto, perché anche in Calabria è stata contestata questa decisione, questo DPCM, posto che comunque, stando ai fatti e stando all'RT e stando alla codifica di colore della nostra regione, poco ci cambia. In ogni caso sappiamo che è un Natale che va affrontato con la guardia alta e soprattutto pensando a quelle che sono le cose serie e sperando di uscire presto da questo tunnel vertiginoso che ci ha risucchiato e che ha scoperchiato quello che è il vaso di Pandora in negativo per quello che riguarda la nostra regione, quindi la sanità. Ma di sanità ne parliamo introducendo le prime parole del neocommissario Longo. Buongiorno a tutti, mi inserio oggi, prenderò oggi possesso del mio incarico
E quindi andiamo avanti, speriamo di poter fare qualcosa di buono per la Calabria e per i calabresi soprattutto. È arrivato nel primo pomeriggio a Catanzaro il neocommissario alla sanità Guido Longo, l'ex prefetto, ha sorpreso i cronisti in attesa dinanzi alla cittadella regionale e prima di raggiungere il suo ufficio sito al terzo piano si è soffermato sulla legalità che ha detto caratterizzerà il suo mandato. E la legalità innanzitutto, ovviamente, perché la legalità porta servizi migliori, libertà di scelta e soprattutto risparmio. Purtroppo... Però praticamente c'è anche l'altra esigenza di migliorare qualitativamente lo standard di sanità in Calabria, bisogna migliorarlo. In una situazione complessa quale quella calabrese, da dove comincerà? Da dove parto? Bisogna vedere cosa vedo. Prima bisogna vedere con i propri occhi, bisogna capire e poi si parte. Tra le priorità, infine, il piano anti-Covid. E fra le cose prioritarie è proprio questo. Per forza. Voglio vedere se sono stati fatti e in che termini sono stati fatti. Al lavoro da stasera dunque il commissario toccherà a lui vedere le carte, incontrare le istituzioni e capire come curare quel malato cronico che è la sanità calabrese. Ora ci auguriamo che abbia aperto le finestre al suo terzo piano e che abbia fatto circolare un po' d'aria che probabilmente è stantia, che è rimasta un po' stagnata, perché questo piano anti-Covid adesso capiremo come ci verrà restituito da Roma, soprattutto quali sono stati i consigli, le indicazioni, le prime date al neocommissario. E mentre il neocommissario si insedia, fa il piano anti-Covid che manda all'approvazione e parla di legalità, ancora però i sindaci continuano a protestare perché dicono riaprite gli ospedali chiusi. Continua a rafforzarsi l'azione di protesta dei sindaci per l'immediata revisione della rete ospedaliera con inserimento degli ospedali chiusi e il potenziamento anche delle strutture sanitarie territoriali, capaci di dare risposte ai cittadini anche dal punto di vista della prevenzione. Si sono riuniti nel palazzo della provincia di Cosenza 19 sindaci delle principali città calabresi, già sedi di ospedali o di strutture sanitarie pubbliche depotenziate in questi ultimi 10 anni. Anziché pensare ad ospedali tenda che lasciano il tempo che trovano, sia nella forma sia nel rispetto per l'ammalato, io penso che siano più decorosi investire su queste strutture che attualmente sono chiuse ma con pochi soldi possono essere riavviati e dare un servizio così civile soprattutto agli ammalati. Io ho portato qui con me oggi il documento che circa un anno fa firmammo al Dipartimento di tutela della salute della Regione Calabria, che prevedeva l'attivazione di 70 posti letto su Mormanno, di cui 30 delle RSA mediche, e oggi più che mai c'è la necessità di attivarli questi posti. Il fatto che ci vengano immediatamente mandati medici ed infermieri e quindi personale medico-sanitario, essendo noi un paese di montagna, il nostro ospedale possa appunto divenire un ospedale di un paese di montagna e quindi che ci vengano garantiti tutti quei servizi che appunto la legge prevede. Promotori dell'iniziativa i primi cittadini di Cariati, Filomena Greco e di Acri, Pino Capalbo, alla presenza del presidente Franco Iacucci. Siamo qui per chiedere di vedere garantito il nostro diritto alla salute, quindi siamo qui oggi per decidere quali sono le strategie da portare avanti per fare in modo che i nostri cittadini possano essere considerati cittadini di serie A, così come vengono considerati in altri luoghi, e non più cittadini di serie B. È arrivato il momento per ridiscutere la riorganizzazione anche della rete ospedaliera dei territori. Noi abbiamo bisogno di servizi che raggiungono tutti i cittadini. Il ruolo di questi ospedali, che sono stati chiusi in un modo molto superficiale, secondo me, hanno sicuramente possono svolgere un ruolo importante. Inoltre la volontà dei sindaci è quella di voler illustrare con urgenza al neocommissario regionale alla sanità Guido Longo il rilancio della sanità, che i sindaci si impegnano a predisporre, chiedendo anche un'immediata revisione del piano sanitario ospedaliero. Vogliamo sì, dottor Longo, una territorializzazione, ma una territorializzazione sana, una territorializzazione vicino ai cittadini. Ora, al netto di quelle che sono le considerazioni dei primi cittadini, che ovviamente rispettiamo, ciascuno poi dice la propria, però parlando della nostra regione e di quello poi che è il sistema di comunicazione, ci sono dei territori pericolosamente isolati, perché per raggiungere il primo nosocomio utile, necessario per le urgenze più
da stroke unit per intenderci, c'è veramente tanta strada da fare e soprattutto anche quando la strada è poca ci sono una percorrenza e tempi di percorrenza molto alti proprio per il sistema di collegamento interno alla Calabria, sia su un'automobile che sul trasporto pubblico, e quindi c'è necessità, e Longo pare si sia dichiarato disponibile a dialogare con i sindaci rispetto ai diversi territori per capire quali sono le soluzioni migliori da intraprendere. A proposito di questo abbiamo due servizi per quello che riguarda il miglioramento di ospedali e quelle che sono le decisioni che in questo momento stanno andando avanti e si stanno prendendo. Eccoli i nuovi letti per la terapia intensiva di Paola. Proprio nel momento in cui vengono scaricati dal TIR serviranno per allestire il reparto, che può tornare utile anche in vista della pandemia da Covid-19. Una battaglia di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane nel corso dei nostri telegiornali, della quale si è fatto promotore anche il consigliere regionale Graziano Di Natale, che aveva sollecitato anche l'intervento del vice ministro della salute Pierpaolo Sileri. Ora, dopo questo passo, servirà a incaricare il personale medico e infermieristico da utilizzare nella terapia intensiva. Di Natale fa sapere che la lotta bisogna continuare a portarla avanti senza campanilismi, ecco perché ha chiesto un tavolo di confronto con i sindaci di Paola e Cetraro insieme al consigliere Giuseppe Aieta. Per una sanità sganciata, dice, da vecchie logiche e vecchi interessi. Dal Tirreno ad Acri, dove l'ASP ha dato l'ok per effettuare lavori del nuovo reparto Covid per 16 pazienti post-acuti. Ecco le postazioni che ospiteranno gli ammalati, dotate di bocchette per l'ossigeno, e guardate, anche qui work in progress per riammodernare il reparto in tempi record. La terapia intensiva dell'ospedale di Cetraro trasformata in reparto Covid lo prevede una delibera dell'ASP di Cosenza, anche alla luce dell'ordinanza numero 85 del presidente facente funzione della regione, che individua l'ospedale Iannelli quale centro Covid-19. È necessario alleggerire la pressione sull'ospedale Hub dell'Annunziata, dove quotidianamente arrivano decine di pazienti Covid, molti dei quali in gravi condizioni, che necessitano di assistenza intensiva o semi-intensiva, e così si attivano altri posti letto negli SPOC della provincia. Per il presidio di Cetraro disposti interventi immediati per adeguare gli spazi esistenti secondo i modelli organizzativi e percorsi Covid-19 dedicati. Per rendere disponibili i posti letto sono, con decorrenza immediata, sospesi i ricoveri in rianimazione, mentre i pazienti ricoverati nel reparto degli Iannelli saranno trasferiti in altre rianimazioni dell'ASP di Cosenza. Il personale medico e sanitario della rianimazione di Cetraro sarà impegnato dunque esclusivamente all'assistenza dei pazienti positivi al Covid. Per questo la delibera dell'ASP dispone che tutte le attività di emergenza sanitaria operatorie saranno indirizzate presso il presidio ospedaliero di Paola. Tutto quello che si poteva fare, e i tempi dimostrano che ha voglia ad averne avuto tempo per cercare di recuperare il tempo perso, l'adeguamento, la modernizzazione, niente di che. Adesso siamo in tempo di emergenza, però all'improvviso scopriamo che è possibile. Perché non è stato possibile prima? Perché non è stato fatto, o a favore di chi non è stato fatto? Questo è l'interrogativo che noi ci dobbiamo porre, ma soprattutto poi bisogna rivolgerlo, sperando che approfondisca al nuovo commissario Longo. Ma a proposito di Covid, c'è una reazione da parte dei genitori, ma degli stessi insegnanti. In generale stiamo parlando del mondo scuola. I sindaci calabresi vanno in ordine sparso, così come i pediatri, perché c'è da una parte l'associazione nazionale che spinge per il rientro, e poi invece ci sono i pediatri che dicono, i pediatri calabresi, che dicono che è meglio che non si torni tra i banchi. Sentiamo in questo servizio cosa succede tra i comuni in Calabria. La questione scuola è un tema complesso che non può essere letto con la semplice contrapposizione favorevoli e contrari alla riapertura. Necessita di un'approfondita analisi che non può non basarsi sul peso che la pandemia ha nel territorio. Ora, molti sindaci in Calabria, preoccupati per il numero crescente dei casi, hanno deciso, la legge dà loro la facoltà di farlo, di sospendere le lezioni in presenza. Altri invece hanno optato per l'apertura, rispettando le indicazioni del DPCM nazionale.
A questo si aggiunge un'altra componente, non da poco e non senza peso, e cioè le mamme, genitori preoccupati che a Cosenza scendono in piazza per chiedere al sindaco di chiudere per preservare i loro figli dal contagio. Stessa istanza a Rende, dove dopo una lunghissima riunione con il primo cittadino e alla presenza dei responsabili del servizio di igiene pubblica dell'ASP si è deciso per il ritorno in classe. Mamme, sempre loro in azione a Paola. Qui la situazione è un tantino più complessa, visto che per 2 volte si sono rivolte al TAR, vincendo in entrambi i ricorsi. Ma c'è di più. Il Tribunale amministrativo ha finanche condannato il comune della città di San Francesco al pagamento di 1 milione di euro, somma che dovrà essere spesa per ammodernare gli istituti scolastici della città. Comune dunque multato per aver deciso la chiusura nonostante la sentenza del TAR che ne imponeva l'immediata riapertura, bocciando di fatto l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nino Spirlì. Da Paola Cassano il sindaco Papasso ha disposto che si tornerà a scuola il prossimo 7 gennaio. Un altro esempio del caos che si respira in Calabria in tema di materia scolastica, dove fino ad oggi non c'è stata unità di intenti per la serie "tu chiudi, io apro". E questa, insomma, diciamo, è la famosa, insomma, il famoso accordo, il famoso respiro, l'afflato, l'insieme della Calabria, che riesce sempre, ovviamente, a fare delle pessime figure, a non agire mai in una sinergia che poi potrebbe essere costruttiva. E intanto attendiamo di capire quali saranno poi le evoluzioni di queste decisioni che sono state prese nell'uno e nell'altro senso, ma c'è qualcosa che preoccupa molto di più rispetto al Covid, perché la sospensione dei check-up aumenta notevolmente nella nostra regione, per alcune patologie gravissime che continuano ad avanzare, il rischio di mortalità. Sono 322 le vittime di Covid fino ad ora nella nostra regione, un dato purtroppo destinato a salire, almeno fino a quando in Italia non arriveranno le prime dosi di vaccino. Ma non si muore purtroppo solo di coronavirus, ci sono altre malattie che, se curate in ritardo, possono diventare fatali, come ci spiega il dottor Ciro Indolfi, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'UMG di Catanzaro. Abbiamo effettuato un'indagine nazionale e abbiamo visto che durante il periodo Covid il 50% dei pazienti con infarto non si è ricoverata. Perché non sono andati in ospedale questi pazienti? Sostanzialmente perché avevano paura di rimanere contagiati, cosa che è successo nella fase iniziale. Quindi abbiamo avuto un aumento di morti non Covid. Lo scenario per questi mancati controlli, ci spiega Indolfi, sarà devastante in seguito. Provocherà negli anni successivi una mortalità molto più alta, quindi ci aspettiamo che nei prossimi anni noi pagheremo non solo le conseguenze dell'infezione, ma pagheremo anche le conseguenze per le malattie non legate al Covid. Queste sono le nostre urgenze che mettiamo ovviamente nelle mani prima di Longo, poi del governo centrale, che continua nell'azione di commissariamento della sanità nella nostra regione, sperando che poi qualcosa possa cambiare, perché lo abbiamo anche detto a più riprese, ci sono gli ospedali, i nuovi ospedali, quelli che dovevano essere pronti da tempo, per cui sono stati stanziati centinaia di milioni di euro che ancora, nel caso per esempio dell'ospedale della Piana a Palmi, sono fermi al palo. Siamo giunti al termine di questo numero di 7, ovviamente il nostro invito è quello di restare sul 10, noi 24 ore al giorno cerchiamo di darvi la nostra giusta informazione, entrando nelle vostre case con una discrezione e poi provando anche assieme a voi ad approfondire le notizie, perché i protagonisti di questa nostra rete siete proprio voi che ci seguite dall'altra parte. Ci vediamo la prossima settimana.